Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fratelli Cellino, la qualità è emozione. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Apriamo questa nuova puntata di Panorama Sardo con buone notizie che riguardano il settore immobiliare. I nostri ospiti sono Pierluca Danaro, che è responsabile dell'osservatorio della FIAIP, la Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali. Alla mia sinistra invece abbiamo Giorgio Sabeidu, che è presidente per la provincia di Cagliari e per l'area metropolitana del capoluogo. Partiamo da Danaro. La buona notizia riguarda che dopo una flessione molto importante che ci porta dal primo semestre del 2022 al primo semestre del 2023 con un crollo che sfiora il 25%, finalmente siamo in risalita in tutta la regione del settore. Beh sì, diciamo che i dati attualmente dimostrano un netto miglioramento delle compravendite e dei prezzi quindi di compravendita che risultano essere in crescita e hanno mostrato una crescita dei valori di compravendita nonché anche dei prezzi che rimangono stabili a livello della città metropolitana di Cagliari e anche a livello della Sud Sardegna. E questo è perché collateralmente al sistema del mercato immobiliare abbiamo un miglioramento del caro mutuo che c'è stato appunto nel precedente semestre e che adesso sta andando a normalizzarsi e che fonti autorevoli dicono che appunto a giugno dovrebbe addirittura normalizzarsi. Generalmente il mercato immobiliare mostra che il cittadino ha come bene di rifugio sempre il mattone e quindi tendenzialmente nonostante il potere d'acquisto seppur diminuito con i problemi che abbiamo avuto geopolitici con le guerre, comunque a cominciare dalla pandemia, hanno mostrato che i sacrifici li fanno proprio compravendendo gli immobili. È uno scenario caratteristico del panorama regionale, vede proprio gli immobili che sono compravenduti in focia costiera, rimangono sempre di ottimo taglio e di ottima pezzatura sulla vendita. Sabeidu, andiamo al dettaglio che più ci interessa, il costo del mutuo. Vediamo di quanto è diminuito nel volgere di 30 giorni. Allora, la diminuzione è stata più o meno di uno 0,50-0,70%. Abbiamo verificato, visto che il tasso stiamo stipulando sino a gennaio 2024 al tasso del 4,5%, siamo arrivati nel mese scorso, quindi a febbraio 2024, al 3,5-3,2. Dovrebbe esserci adesso una stabilizzazione. Proprio oggi si dovrebbe riunire la Banca Centrale Europea per determinare e definire un'ulteriore riduzione del tasso ufficiale di sconto, che quindi a cascata produce un miglioramento, quindi un'ulteriore riduzione dei tassi dei mutui e dei finanziamenti in generale.
E generalmente possiamo dire che dopo tutte queste crisi che si sono verificate in questi ultimi anni, nel 2025, quindi l'anno prossimo, dovremo avere una stabilizzazione del tasso di interesse dei mutui intorno al 2-2,5%, che quindi farà avere una boccata di ossigeno notevole al mercato immobiliare. L'altra buona notizia riguarda Monitora, che è un nuovo oggetto per valutare quotidianamente l'andamento del mercato immobiliare. Di cosa si tratta? Sì. Bene, noi di FIAIP abbiamo pensato ad un progetto che è quello che vede di professionalizzare la nostra categoria, e la professionalizzazione è attraverso quelli che sono dei documenti. Nello specifico Monitora è uno strumento che viene consegnato al cittadino e ai professionisti e riguarda il mercato immobiliare, quindi un osservatorio immobiliare per quanto ci riguarda dalla città di Cagliari e metropolitana e anche del Sud Sardegna. In questo modo cittadini e professionisti che anche se non vivono in Sardegna potranno quindi conoscere la temperatura del mercato immobiliare e fare i propri investimenti e decidere insomma come investire appunto i loro capitali. Ed è un passaggio molto importante perché questo documento questo strumento è facilmente scaricabile da internet. In questa maniera rendiamo, come dire, ancora più facilmente conoscibile il mercato immobiliare in tutta l'Italia. Come è cambiato, Presidente Savedo, il mercato immobiliare dal dopo Covid in poi? Come è cambiato il vostro modo di lavorare? Allora, il nostro modo di lavorare è cambiato nel senso che abbiamo ulteriori strumenti di lavoro nel settore, tipo per esempio oltre al classico internet, classiche foto eccetera, anche attraverso virtual tour, nel senso che si invia al cliente potenziale acquirente nel momento in cui individua l'immobile che potrebbe essere suo per l'acquisto appunto, si invia quindi al cliente il virtual tour, che significa una visione dell'immobile come se lo stesse visitando effettivamente, quindi per dircelo in parole povere, entrando quindi nell'immobile con una telecamera all'ingresso, soggiorno, cucina e così poi nella zona notte. E questo è un modo, diciamo, per scremare da una parte il numero delle visite nell'immobile, ma anche per economizzare il tempo sia dell'agente immobiliare ma soprattutto del cliente acquirente. Danaro, parliamo di un altro fenomeno che è quello che è in crescita assoluta soprattutto nell'area del Cagliaritano ma anche nel costiero di tutta la Sardegna e soprattutto dell'Ogliastra, l'affitto breve. Beh sì, l'affitto breve attualmente risulta essere il nuovo business anche del cittadino che vuole ricapitalizzare i suoi investimenti. Rispetto al compravenduto devo proprio dire che noi FIAIP abbiamo rilevato un notevole impennamento sugli affitti brevi. E dunque ce ne sono così tanti che si auspica proprio che a Cagliari ci siano, e faccio l'esempio per forzare il ragionamento, si auspica che a Cagliari ci siano più immobili da affittare, perché nonostante sia comunque il nuovo business abbiamo un po' di carenza di immobili da affittare. Purtroppo poi tra l'altro questo dato in chiave di lettura anche universitaria mostra anche una difficoltà di insediamento da parte dei nuovi studenti che a Cagliari non riescono a trovare immobili da affittare.
Comunque consideriamo che lo scenario, come diceva il collega, a livello anche di immobili potenzialmente locabili possa migliorare rispetto a quelli che possono essere gli scenari economici sulla ristrutturazione dell'immobile stesso, perché la carenza è proprio dipesa dal fatto che il prodotto è povero. Quindi se i diversi proprietari hanno la possibilità di ristrutturare l'immobile, molto probabilmente ricapitalizzeranno con gli affitti brevi. Quando parliamo di affitto breve, qual è l'arco temporale? Allora, l'arco temporale va da un giorno sino, mettiamo al massimo 6 mesi. Questa è la tipologia di affitto appunto per turisti, trasfertisti o anche eventualmente anche studenti per un arco temporale molto breve. E allo stato attuale devo dire che c'è proprio una crisi dell'affitto medio-lungo termine e le famiglie faticano a trovare case in affitto per loro. Questo è un nuovo business dettato dal fatto che il proprietario dell'immobile non si vincola con una sola persona nell'affitto, avendo la garanzia della redditualità dell'immobile. Noi troveremo in rete un sito Monitora FIAIP? Sì, esattamente, sarà tramite il sito istituzionale della FIAIP. Naturalmente daremo anche poi quali sono le indicazioni, faremo un comunicato stampa su quelle che sono le modalità per il download di questo prodotto, di questo strumento, e quindi ci sarà poi, ripeto, una fruibilità di questo, chiamiamolo, strumento cittadino e professionale. Grazie davvero a Pierluca Danaro e a Giorgio Sabeddu. Vi abbiamo dato delle informazioni che riguardano il settore immobiliare. Panorama Sardo ha sempre seguito con attenzione l'evolversi della situazione. Abbiamo vissuto momenti difficilissimi durante il Covid, poi abbiamo avuto l'inflazione, abbiamo avuto grandi problemi nell'est d'Europa e poi in Medio Oriente. Adesso dovremmo andare verso una situazione di miglioramento, soprattutto per quel che riguarda il costo del denaro e il costo dei mutui. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata.
Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Grazie agli impianti innovativi ed al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Buonasera Valerio, abbiamo raggiunto il Sgaravatti Center qui a Capoterra, perché? Perché c'è un evento Sposi con Stile dove sono state raggruppate alcune aziende che in collaborazione forniranno dei mailing, delle proposte all'inizio della stagione primaverile per gli sposi. E allora andiamo a sentire Sabina Ferrari per capire come sta andando. Sabina Ferrari, un'esigenza che nasce anche dall'arrivo della stagione primaverile e qui presso la vostra sede state ospitando una serie di operatori. Parola chiave matrimonio. Sì, parola chiave matrimonio perché dopo essere stati fermi per 2 anni causa Covid abbiamo ricominciato, sono ricominciati i matrimoni e quindi ci sembrava una bella occasione riunire un gruppo di operatori in modo che gli sposi quando vengono possono trovare un'ampia scelta. Abbiamo i vestiti, abbiamo i gioielli, abbiamo il viaggio di nozze, le macchine, i fotografi, abbiamo un pacchetto completo in modo che uno che sta pensando al suo matrimonio può iniziare a mettere le basi per le prime cose fondamentali. Diciamo, a telecamere spente mi diceva che questo è stato un input per spingere quello che sicuramente è un mercato non in crescita ma stabile, però per far capire la Sardegna c'è sempre. La Sardegna c'è sempre e poi grazie al cielo noi matrimoni con il tempo che abbiamo, il clima che abbiamo, andiamo da marzo fino a ottobre, novembre, ormai ci stanno chiedendo tantissimi matrimoni a ottobre. Infatti si pensava anche di fare un altro evento sposi verso ottobre-novembre proprio per prendere, ovviamente poi le location sono quelle che vanno via prima perché sono quelle con più prenotazioni, però infatti stiamo prendendo appuntamenti già per il 2025.
Perché questi 2 giorni è stata, diciamo, una sorta, è una seconda edizione, ma in realtà sembra molto consolidato perché sono stati davvero numeri importanti, con poi l'abbinamento a quello che è il vostro garden, perché la gente ha potuto passeggiare fra questi stand e fra il vostro green. Certo, l'idea di farlo qui è proprio perché comunque c'è un ambiente, fosse stato più avanti, ma più avanti è impossibile farlo, avremmo potuto farlo fuori, perché qui c'è il giardino, ci sono le piante, uno non viene solo per il wedding, ma non è riservato anche solo al wedding, è anche un evento, una festa, una convention, c'è un po' di tutto, quindi non siamo chiusi solo al wedding, ma siamo aperti a tutti gli eventi. Allora, nel ringraziare Sabina Ferrari andiamo a vedere chi sono anche i protagonisti di questo evento. E ritroviamo Patrizia Camba qui ai nostri microfoni. Sposarsi oggi con un abito da favola è ancora possibile? Tutto è possibile, ovviamente. Io ho un concetto completamente diverso dell'abito da sposa, perché ritengo che non bisogna vestirsi da Zorro per andare a sposarsi, e quindi penso che ognuna di noi, anche e soprattutto il giorno del matrimonio, perché la vera protagonista del matrimonio è la sposa, di come si veste lo sposo non se lo ricorderà nessuno e purtroppo è così. E quindi ritengo che il principale requisito che deve avere l'abito è quello di farci sentire noi stesse e a nostro agio, perché per tutto il giorno saremo noi al centro dell'attenzione. Lei ha mai ricevuto qualche richiesta che ha ritenuto bizzarra? Ma devo dire no, perché ritengo che, certo, a meno che tu non voglia andare nuda, ma non mi è mai capitato, cioè diciamo che è tutto possibile, nel senso che ho ricevuto anche richieste di abiti neri per sposarsi, che sembra abbastanza atipico, devo dire. E quindi, insomma, nasciamo tutte diverse ed è un nostro preciso diritto poter essere ognuna di noi stesse. Io approfitto della sua presenza qui per fare una domanda fuori da quello che è l'evento. La sartoria è un'arte, è un talento e comunque è un percorso anche personale, tutto sommato. Ma le chiedo, la sartoria sarda, la sua sartoria, in questo momento, che momento sta vivendo? Ma diciamo che da dopo il Covid abbiamo avuto una regressione totale delle richieste, ma anche perché tanti matrimoni sono stati sospesi, tante cerimonie sono state abolite per via della paura di assembrarsi, ecco, questo era il discorso. Però adesso comunque si sta riprendendo e piano piano torniamo, anche perché l'abito sartoriale non è l'abito di tendenza, non è l'abito di moda, è l'abito che comunque diventerà tuo per sempre, e quindi il concetto rispetto alla moda è completamente diverso, perché io faccio un ragionamento molto elementare: se nasciamo tutte diverse, perché ci dobbiamo vestire tutti uguali? Punto di domanda. E quindi da sempre, io anche molto prima di fare questo lavoro ho sempre pensato questo, che ognuna di noi deve avere un suo look, una sua interpretazione, non dobbiamo diventare tutti uguali, perché se la natura ci ha creato tutti diversi mi sembra un valore da mantenere, non da abolire e diventare degli standard in tutti i sensi. E quindi la sartorialità, a parte che tu avrai un vestito che è tuo e non ce l'ha nessun altro, a parte il fatto che sarà fatto di tessuti pregiati e non di plastiche varie ed eventuali, diciamo che quello che serve nell'armadio sono 5-6 pezzi che ti puoi mettere sempre, cambiando semplicemente gli accessori. La moda in sé stessa usa e getta, anche da un punto di vista ecologico è molto negativa, perché comunque abbiamo sempre tante cose da buttare che non sappiamo dove mettere, e ritengo che dovremmo iniziare in qualche modo a cambiare sistema. Un altro elemento fondamentale per un matrimonio è il food e il beverage per gli ospiti. Voi che proposta fate? Allora, la nostra location si chiama Ristorante Astola Torre, noi ci troviamo a Torre degli Ulivi, la nostra cucina è molto tipica mediterranea, lavoriamo soprattutto con materie prime sarde, quindi proprio dagli affettati, soprattutto la pasta fresca che è fatta in casa a mano, le classiche panadine, quindi proprio tutti i prodotti tipici sardi.
Avete mai ricevuto delle richieste particolari o un po' bizzarre anche da un punto di vista culinario? Allora, il culinario diciamo che avanti con gli anni ogni ristorante si adatta, quindi abbiamo comunque le richieste dei celiaci, ovviamente quindi ci adattiamo alla richiesta delle persone che mangiano senza glutine. Attualmente va di moda anche il vegano, quindi sì, ci sono anche richieste abbastanza particolari, quindi bisogna ovviamente accontentare un po' tutti. Esistono ancora i matrimoni con 3, 4, 500 persone? Allora, negli anni diciamo che dopo il lockdown abbiamo notato è sceso un attimino, nel senso che comunque i matrimoni sono pochi, cioè gli ospiti sono pochi, però diciamo che da quest'anno abbiamo rivalutato perché abbiamo notato che dopo il lockdown proprio adesso le richieste ci sono, assolutamente, si arriva anche a 150-200 coperti, assolutamente. Un elemento fondamentale per sposarsi sono le fedi nuziali, ma chi le sceglie di solito? Dipende, la scelta definitiva la fanno sicuramente gli sposi, però in anteprima anche i testimoni vengono a vedere un attimino di cosa si tratta, perché tendenzialmente si propongono per poterli regalare agli sposi. La fede nell'immaginario è sempre un anello d'oro, ovviamente liscio, però poi negli anni la moda ha un po' cambiato questa usanza. Assolutamente sì, oggi abbiamo tantissimi modelli, dalla più semplice alla più particolare. Noi cerchiamo sempre di accontentare i clienti più esigenti, trovando sul mercato anche le aziende più performanti. E oltre alle fedi c'è mai stato qualcuno che ha fatto delle richieste particolari oppure ha acquistato anche un altro gioiello per gli sposi? No, solitamente quando si sposano scelgono le fedi o anelli particolari, però poi si passa anche dalla scelta delle fedi al regalo per i testimoni, le bomboniere. Quello è un altro articolo molto utilizzato che viene scelto dagli sposi. Mentre per lo sposo può essere anche facile prepararsi con barba e capelli, sì, la sposa invece ha tutto un rituale. È un po' più complicata la sposa, ci vuole tutto un rituale, bisogna mettere i capelli in forma, non è solo il raccolto, poi bisogna fare le prove perché bisogna adattare anche l'acconciatura al viso e i vari volumi, giusti volumi. Normalmente ci sono spose che fanno una prima acconciatura, poi durante la giornata cambiano perché la giornata è lunga. Sì, anche quello. C'è mai stata una pettinatura più particolare, più esotica, più strana di altre? Le pettinature dipende da chi le porta, sono tutte esotiche, particolari, estrose, tutte. E voi cosa proponete da questo punto di vista? Fate solo il parrucco o anche il trucco? Noi facciamo anche il trucco con Martina che collabora con noi, poi Daniela che si occupa delle ciglia e sopracciglia per avere uno sguardo più intensivo e per essere al completo. Delfina, le chiedo, sono stati anni particolari per i matrimoni, dal vostro osservatorio come sono le richieste? C'è stato un incremento, una stabilità? Allora, da 2 anni a questa parte sì, poi quest'anno anche se le spose sono molto complicate, ma molto, quindi bisogna... Saranno contenti i futuri mariti? Non penso. Un'altra scelta importante per gli sposi, per la sposa che poi incontrerà lo sposo, è l'automobile. Voi avete delle richieste in merito a questo? Cioè chi è che sceglie, lo sposo o la sposa? Allora, tendenzialmente sceglie la sposa perché ha i suoi gusti, insomma deve abbinare il tutto all'abito, alla location, quindi sì, diciamo che si polarizzano, lo sposo tendenzialmente sceglie più il nero, colori sobri, invece alla sposa piace il bianco. Adesso è venuta una coppia, appunto hanno scelto più il bianco. Vi chiedono fuori serie, grandi brand oppure c'è anche qualcuno che insomma fa delle richieste un po' più romantiche come può essere un'auto d'epoca oppure addirittura la carrozza, no? Ecco sì, stavo pensando proprio alla carrozza, tendenzialmente fanno richieste particolari, poi quando gli diciamo che le nostre auto sono molto classiche, eleganti e comunque hanno la sua figura, però dipende un po' dai gusti, alcuni uomini vogliono delle auto sportive, quindi dobbiamo un po' reindirizzarli, sì, però la carrozza assolutamente, la limousine è molto richiesta, sì. Bene, allora con queste considerazioni, caro Valerio, adesso
Non ci resta che andare ad ascoltare un passaggio con Rosy Sgaravatti, perché vi abbiamo voluto dare un assaggio di primavera, d'estate, e anche perché no, un assaggio romantico delle nuove coppie che si sposeranno. In questo contesto di stile, quindi sposi con stile, il protagonista è Sgaravatti Gruppo, che ha messo insieme tutti questi professionisti, ma per un motivo. E perché noi vogliamo radunare insieme tutte le aziende, in modo che, per questo che io chiamo rito di passaggio, perché si passa da uno status a un altro. Ecco, è un momento molto, diciamo così, come posso dire, felice per le ragazze, felice per tutti, no? Per la famiglia, per rincontrarsi, e per cui è necessario averlo nella maniera più, come posso dire, non comoda, ma in maniera più, cercare di, insieme con tutti questi collaboratori, tutte queste aziende, farlo in modo più semplice, più tranquillo, dove uno non si debba stressare e dove naturalmente i fiori la fanno da padrone, perché è un momento di gioia, è un momento di condivisione, per cui bene per il vino, bene per il cibo, bene per il luogo, bene per tutto. Ecco, questi riti a me piacciono, questi riti di passaggio. Come la primavera, una volta la primavera avveniva con un rito di passaggio e mi ricordo che si benedivano le campagne, come si benedivano gli animali, insomma era un momento di unione tra tutte le persone, e anche il matrimonio lo è. È stato un evento, un weekend, stiamo arrivando alla conclusione di questi 2 giorni. Ci sono stati tanti giovani che si sono avvicinati, anche tanti curiosi, perché in abbinata al suo garden questo stand ha attirato molto per i colori, per la musica e anche per gli operatori stessi. Ma le chiedo, dal suo osservatorio dedicato, la natura in questo momento è fondamentale, perché appunto ci affacciamo alla primavera. Serve però anche a far rinascere quelle che sono le voglie anche nello spirito dopo questi periodi. Beh, io penso che adesso siamo tornati un po' a sentire questo rapporto tra uomo e natura, perché abbiamo capito che siamo in stretta connessione, che senza uno, cioè lei vive benissimo senza di noi, ma noi senza di lei. Per cui questo riconoscimento, questa alleanza, nuova alleanza, chiamiamo così, noi ce l'auguriamo perché nella natura si sta bene, nella natura si guarisce, perché ci sono i luoghi che si sa benissimo, psicologi, medici hanno detto come fa bene respirare col verde che produce ossigeno, e come fa bene anche allo spirito i colori, i boschi, cioè, per cui è un momento in cui bisogna veramente che l'uomo si riconosca nella natura. E allora, prima di lasciarla alle conclusioni di questo magnifico evento, le chiedo il prossimo progetto di Rosy Sgaravatti. Quale? Dei tanti. Comunque progetti se ne fanno sempre, perché non si può, cioè, una vita senza progetti, senza pensare a un futuro. Noi adesso stiamo pensando a quelli che si chiama soil remediation, cioè al risanamento dei suoli, perché anche tra i vari problemi, l'acqua che è importantissima, ma anche i suoli, il recupero dei suoli, i suoli inquinati e anche i suoli troppo, diciamo, sfruttati, sono un argomento veramente interessante e importante per un prossimo futuro e soprattutto per un prossimo popolazione che, insomma, aumenterà di qualche miliardo. Per cui bisogna essere pronti, lo dico, insomma, guardare lontano, non si può più guardare troppo vicino, bisogna avere, insomma, uno sguardo verso il futuro. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Fai impresa, la fai bene, meriti credito.
Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres. Scopri le fette biscottate speciali Cellino. Latte, miele, cioccolafette e fette di bosco. Tutte senza lattosio e in comode monoporzioni da 4 fette. Per una fetta sempre biscottata. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Setrand, settore ecologia. Siamo in grado di attivare il servizio di pronto intervento ecologico in caso di emergenza e con potenziale contaminazione delle matrici ambientali. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Valerio, buonasera, siamo all'Arnas Abruzzo, si parla di disturbi dello spettro autistico, oltre 4.000 pazienti, piccoli e adulti, lo storico dice questo, quindi un numero importante in Sardegna, ci confermano che ci sono pazienti che vengono anche da fuori regione. La giornata è speciale, il Rotary Est ha raccolto dei fondi, una campagna molto importante con tante aziende che hanno dato una mano, ha raccolto dei fondi, ha acquistato un pianoforte perché la musicaterapia è una come dire, delle possibilità per aiutare nelle terapie e la cura di questi bambini. Dottor Serra, qual è la situazione? Beh, la situazione è che nella nostra mission di Rotary cerchiamo quelle sacche in cui la società può avere delle falle, cerchiamo di intervenire in sostanza. È logico che la condizione contingente con risorse economiche limitate ci porta a questo e quindi è un nostro piacere appunto fare i cosiddetti service in cui ci si impegna appunto a ricercare fondi, per esempio per in questo caso favorire una terapia complementare a quella farmacologica che è la musicoterapia. Ecco, la musicoterapia è un'attività del Rotary, anche tante aziende del territorio che si sono schierate al vostro fianco. Com'è nata la raccolta fondi, la campagna che promuoveva l'attenzione verso queste patologie? La campagna fondi è nata lo scorso novembre su iniziativa di Balloon Express Shop assieme a KFC che al Millennium appunto hanno allestito delle creazioni con palloncini appunto di Balloon Express e hanno raccolto lì i fondi. Sostanzialmente le persone dicevano ma c'era l'era glaciale costruita da palloncini praticamente e quindi hanno dato delle offerte, sapevano tutti che appunto sarebbero andati dei fondi a favore del Rotary Club Cagliari Est su un'iniziativa così importante. Una partita che si gioca su più fronti, questa del Rotary, lei è un allergologo, quindi si ha come dire una visione molto ampia di quelli che soffrono e di quali possono essere le risposte. Adesso aver coinvolto anche l'Arnas Abruzzo, l'ospedale di alta specializzazione più importante in Sardegna, tra i primi in Italia, è un altro tassello per essere sempre più vicini al territorio, alle esigenze delle famiglie e dei pazienti? Ma assolutamente, diciamo che abbiamo una certificazione di garanzia da parte dell'Arnas, conseguentemente il nostro supporto va, come ho detto prima, a vicariare alcune richieste della società, ma questo ormai da 195 anni che abbiamo una mission di questo tipo. Ecco. Marco Meloni è un musicista, è un docente della scuola civica di musica.
ha dalla sua un'esperienza che gli permette di dire alcune cose molto importanti, quelle che sono le terapie complementari per i disturbi dello spettro autistico. Maestro, cosa succede in un ragazzino che viene immerso nella musica, che viene avvicinato a uno strumento musicale? Sono reazioni incredibili, perché un bambino, soprattutto occupandosi di linguaggi musicali contemporanei, quindi io nello specifico mi occupo di jazz, di musica pop, di rock, quindi una musica che ha una forte componente creativa, si rende conto che la creatività tutto sommato è una cosa molto semplice. Gli inglesi sai bene che utilizzano la parola play per dire giocare e suonare, quindi la musica deve essere un gioco e col jazz, con le opportune semplificazioni, si può creare sin dalle prime, insomma, da quando si è piccoli. Poi per quanto riguarda lo spettro autistico, considerate che tanti di questi ragazzi hanno delle capacità di memorizzazione straordinarie, quindi riescono a comporre delle melodie semplicemente giocando. Poi il nostro ruolo è quello di sistemare la parte tecnica, quindi insomma insegnare a leggere il pentagramma, ma quello viene dopo. Tutti ricordano Rayman con Dustin Hoffman, uno straordinario esempio di come la patologia possa incidere. Il pianoforte arriva da questa campagna che hanno curato delle aziende private con una grande partecipazione e con tanta solidarietà da parte dei cittadini. In che modo lei avvicinerà, approccerà il pianoforte pazienti con disturbi dello spettro autistico? Ma innanzitutto giocando, innanzitutto avendo un rapporto col suono, semplicemente toccando la tastiera e insegnando ai bambini per esempio a riprodurre con la voce i suoni che si sentono e dopo aver riprodotto con la voce i suoni che si sentono provare a comporre noi insieme delle melodie, qualcosa di semplice, quindi ripeto, cominciare giocando, poi dopo viene la parte tecnica, per quella c'è tempo. Siamo col dottor Montaldo, Emilio Montaldo è il presidente dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Cagliari. Dottor Montaldo, l'iniziativa del Rotary, hanno raccolto dei fondi, hanno acquistato un pianoforte, i docenti della scuola civica di musica e gli specialisti, soprattutto di neuropsichiatria, che seguono chi affronta tutti i giorni i disturbi dello spettro autistico, dicono che è una medicina complementare. Qual è il suo parere? Beh, complementare sì, nel senso che sicuramente aiuta e devo dire che è un'iniziativa molto bella perché è una cosa che ho sempre pensato, che la musica aiutasse, ma io credo tutte le arti, anche le arti figurative, anche la letteratura, la poesia, possono davvero aiutare perché probabilmente, io non sono specialista della materia, però probabilmente risvegliano una certa parte di noi. Il lato artistico appunto è quel lato in più che vede le cose da una prospettiva diversa, che probabilmente è proprio quella delle persone, dei ragazzi, dei bambini che soffrono di questa patologia, diciamo, perché poi uno spettro è una manifestazione che può essere più o meno grave, ma che sicuramente può essere aiutata da queste cose. Sono molto contento. Dottoressa Fodis, un'iniziativa di solidarietà dietro una campagna che ha sensibilizzato per raccogliere fondi ed è arrivato un pianoforte che andrà ad accompagnare con i docenti della scuola civica di musica quella che è la musicoterapia per i pazienti affetti da disturbi dello spettro autistico. Il Bruzzu sta facendo da cornice, è la sala, è il luogo dove si sta compiendo questo gesto che avvicina tutti e scalda un po' il cuore. Qual è la sua sensazione? Innanzitutto ringrazio Rotary Est Cagliari che ha donato questo importante strumento, che è uno strumento utile proprio per, non solo da un punto di vista emotivo, quindi accompagna i piccoli pazienti, sia coloro che sono affetti dallo spettro autistico che i bambini e anche adulti con certe disabilità. Quindi oltre da un punto di vista emotivo la musicoterapia così definita è importante da un punto di vista terapeutico, perché comunque avvicina laddove comunque ci sono delle situazioni di fragilità. Quindi io sono particolarmente orgogliosa di questa donazione che ci consente chiaramente di avvicinare laddove ci sono questo tipo di problemi.
Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Nessuno lotta per la tua impresa? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Si intitola Oltre ed è il murale inaugurato oggi in occasione della 15ª edizione di Un sorriso oltre le sbarre, iniziativa promossa dall'Associazione Socialismo Diritti Riforme, celebrata nella sezione femminile della casa circondariale di Cagliari Uta. Intorno alla scritta principale tante frasi, tanti concetti chiave, perché per ciascuna delle 8 donne detenute che hanno partecipato alla realizzazione dell'opera, la parola oltre assume un significato diverso in base alle esperienze vissute, in base a ciò che ognuna di loro immagina possa esserci una volta terminato il periodo di detenzione. La street art, o meglio la street poetry, entra dunque in carcere grazie ai muralisti dell'Associazione Culturale Schizzo di San Gavino Monreale, Riccardo Pinne e Giulia Serra, per dare alle donne private della loro libertà la possibilità di urlare la propria sofferenza, il proprio desiderio di vita all'esterno. Ma è anche una delle tante attività portate avanti dalla casa circondariale Ettore Scalas, non solo luogo in cui scontare una pena, ma anche e soprattutto di riabilitazione e di costruzione di nuove prospettive per il futuro. Sì, tantissimo, perché nell'ambito penitenziario andare oltre significa vincere tutti gli ostacoli, le resistenze, le problematiche che ci hanno portato anche alla condizione penitenziaria. Quindi un messaggio molto importante, cercare di costruire un percorso trattamentale solido, che ci reinserisca nella società, quindi oltre significa oltre la nostra condizione penitenziaria attuale, che è soltanto una parentesi della nostra vita. È un'occasione speciale che ogni anno è arricchita dalla presenza, dall'opera dell'Associazione Socialismo Diritti e Riforme, che ringrazio. È un momento molto bello anche per ringraziare tutte le operatrici del carcere, sia di polizia penitenziaria che del comparto funzioni centrali, quindi i funzionari del trattamento, perché senza la loro opera, senza la loro sensibilità questo istituto sarebbe molto più povero. Ecco, per andare verso quell'oltre di cui parlava, quanto è importante svolgere attività di questo tipo anche in ottica reinserimento? È fondamentale. Fondamentale, non sarebbe possibile neanche pensare a una risocializzazione senza le nostre attività, soprattutto quelle lavorative. Sono assolutamente importanti perché se no sarebbe semplicemente una parentesi, come ho detto prima, vuota della propria vita, vissuta nell'ozio,
È solo grazie a queste attività che riempiamo di contenuti questa esperienza di vita. Quante detenute sono presenti qua in questa casa circondariale? Sono circa 30. Sono in crescita così come tutta la popolazione detenuta dell'istituto, purtroppo, ultimamente. Abbiamo circa 630 detenuti, di cui soltanto 30 donne. Ecco, attività ricreative, stava accennando, che tipo di attività portate avanti? Ma noi abbiamo varie attività culturali, ricreative, incontri con scrittori, abbiamo attività nella biblioteca, attività teatrali, abbiamo la parruccheria per quanto riguarda il femminile, poi abbiamo attività lavorative strutturate come l'orto sociale gestito dalla Caritas, abbiamo il laboratorio Tiscali, la lavanderia industriale dove vengono lavate le divise dei vigili del fuoco. Abbiamo in progetto anche di fare un pastificio per dare lavoro ad altri 5-6 detenuti e sono le cose di cui andiamo più fieri perché sono attività lavorative strutturate che consentono ai detenuti di acquisire delle abilità che possono spendere anche nel mercato esterno. Come Associazione Socialismo Diritti Riforme festeggiamo i 15 anni e lo facciamo con un'attività continuativa soprattutto all'interno della casa circondariale di Cagliari, ma grazie alla disponibilità della direzione di questo istituto che ci ha dato la fiducia e continua a confermarcela, e grazie all'attività costante degli agenti della Polizia Penitenziaria che ci supportano nelle iniziative e dell'area educativa. Credo che lasciare un segno concreto, che un murales sia significativo non solo per noi ma per le detenute e per chi qui vive l'esperienza della perdita della libertà con fatica e spesso con grande dolore. Come è stato partecipare a questa iniziativa? È un'iniziativa bella per noi perché comunque è una giornata che va oltre la routine quotidiana e è un modo anche per dare valore alle donne che ultimamente non sono ben viste in questa società perché sta succedendo un po' di tutto, quindi per noi è importante far valere la parola donna e essere donne. Che significato ha per te quell'oltre? E se posso chiedere, tu che parola hai scritto? Non ho partecipato al murales perché arrivo da un altro istituto e sono qui da poco. Però oltre significa guardare avanti, non guardarci più le spalle ma scegliere una strada diversa che magari possa essere esempio per i nostri figli un domani, che gli errori commessi dai genitori non vengano più commessi, per avere un futuro migliore per i miei figli. Io parlo per me ma come tutte le mamme credo. Posso chiederti com'è stato partecipare alla realizzazione di questo murale? È stato abbastanza divertente, diciamo, ma anche profondo, dal momento che sono riuscita a esprimere sia i miei dolori che le mie fantasie. Che significato ha per te la parola oltre, e se posso chiedere cosa hai voluto scrivere qua? Ho dedicato una frase a mia madre che è deceduta l'anno scorso perché diciamo, l'ho presa come un simbolo di salvezza questo avermi portato qui, perché vivendo allo sbando, vivendo in un momento di buio totale fuori, sono riuscita comunque a chiedere aiuto a lei dal cielo, l'ho presa come una salvezza, come una liberazione, non come un senso di chiusura qui dentro. Nel senso, è stata la mia salvezza sicuramente arrivare in carcere, perché fuori sicuramente ero in balia di situazioni molto più brutte, molto più devastanti rispetto a questa, anche se è stato un trauma ovviamente a 40 anni entrare in carcere. Ecco, per te quell'oltre? Non è oltre le sbarre, neanche oltre la libertà, è oltre l'esigenza di poter arrivare a tornare e ad essere la donna che ero prima. Come è nato questo progetto? Il progetto è nato, la street art e il muralismo si avvicina sempre alle fasce più deboli, quindi appena siamo stati contattati per realizzare qua all'interno della sezione femminile del carcere di Utah, per noi è stato un onore, una sfida comunque, un modo di confrontarci e di portare la street art anche non solo all'esterno, sui muri esterni, ma anche noi diciamo sui muri interni, quindi sulla parte interna dei muri. Come è stato accolto questo progetto dalle detenute? Inizialmente sentivo c'era un po' di titubanza.
Inizialmente moltissima titubanza, difficoltà anche a trovare la parola da scrivere, dopo un'ora, dopo 2 ore invece c'è stato il problema contrario, quindi abbiamo quasi dovuto cercare di frenare perché sicuramente avevano tanto da dire, tanto materiale da far sapere. La parola oltre com'è nata? La parola oltre è nata pensando a una metafora, cercando una sintesi, una parola che potesse rappresentare un po' quello che noi innanzitutto pensavamo che fosse il loro sentimento, quindi oltre le mura sicuramente, ma anche oltre i pregiudizi e oltre i luoghi comuni. Quindi è una parola che cerca di sintetizzare, però attraverso una parola poi le tante parole che lo compongono ne fanno un contesto. Ecco, quelle che più colpiscono, perché sono davvero tante, rinascita, aiuto, libertà, famiglia. Sono concetti, noi questo tipo di street art la chiamiamo più che altro street poetry, quindi proprio l'esigenza e la possibilità di esprimere dei concetti attraverso le parole e non attraverso le figure, quindi non attraverso le immagini. Sono concetti semplici ma sicuramente molto profondi. Quanto tempo avete impiegato per realizzare questo murale? È un lavoro realizzativo di una mattina. Però sicuramente storicamente c'è molto prima nel pensare le frasi, nel pensare le cose da dire e speriamo che ci sia molto dopo, quindi che rimanga, come spesso succede per il muralismo, per tanto tempo. Quindi possono essere 3 ore di lavoro, ma una vita anche di lavoro. Che giornata è stata? Immagino una giornata anche di insegnamento reciproco. Noi penso che siamo usciti più ricchi di come siamo entrati, speriamo però di aver lasciato qualcosa anche a loro. Per noi sicuramente molto di più che per loro. Sperate di realizzare qualche altro murale all'interno della casa circondariale? Se ne sta parlando, il fenomeno della street art e del muralismo all'interno delle carceri non è nato soltanto a Cagliari, il muralismo è uno strumento fortissimo che quindi permette non solo di dare colore ma anche di vivere sicuramente uno spazio, quindi già se ne sta parlando. Sì. La terapia dietetico-nutrizionale costituisce una componente importante e fondamentale nella gestione conservativa del paziente affetto da malattia renale cronica, perché oltre a mantenere uno stato nutrizionale ottimale può contribuire a prevenire sintomi e complicanze legate a questa patologia, migliorando la qualità di vita e allontanando nel tempo l'inizio della dialisi. L'importanza dell'incontro che si è svolto presso il Lazzaretto di Cagliari è stato caratterizzato da uno show cooking che ha mostrato ai pazienti stessi e ai loro familiari come poter combinare in maniera creativa diversi ingredienti per creare differenti menù a base di prodotti aproteici. La malattia renale cronica colpisce 4,5 milioni di italiani e di questi oltre 1 milione si trova già in uno stato avanzato che precede la dialisi e ogni anno sono oltre 7.300 i nuovi pazienti. Oggi ci troviamo al Lazzaretto di Cagliari per un incontro importante, quello sull'alimentazione, sulla salute dei reni. ASNET è in prima linea su questo fronte. Sì, assolutamente sì. ASNET è un'associazione che tutela i diritti dei pazienti dei malati nefropatici. Siamo qui per questo incontro dove si parla di prodotti aproteici
sono degli alimenti che sono assolutamente necessari per la dieta del paziente in modo da rallentare il più possibile l'ingresso in dialisi. Quando uno ha una malattia renale cronica, sicuramente la dialisi è una schiavitù, bisogna evitare assolutamente di entrare in questo tunnel che per te e per la famiglia, dunque andare in continuazione in ospedale per sottoporsi alla terapia. Con questi alimenti ipocalorici si riesce a ritardare l'ingresso, diciamo, in terapia e allontanarla anche di parecchi anni in modo da, insomma, fare una vita un pochino più, il più possibile regolare possibile. Di base l'ASNET fa anche un lavoro di prevenzione anche su tanti fronti a livello regionale, ma soprattutto è la prevenzione che è importante e la divulgazione. Assolutamente sì, noi invitiamo sempre i nostri soci, i nostri amici, pazienti e familiari a seguire le indicazioni che danno gli specialisti, i nefrologi, i dietologi, in modo che loro che seguono la terapia che gli specialisti consigliano per evitare in modo che la malattia entri in un tunnel dove poi non hai più alternativa alla dialisi. Un'altra associazione, la ANED, che sia a livello regionale che nazionale si occupa di queste problematiche. Le chiedo la reperibilità di questi alimenti, come avviene, su quale canale? Intanto allo stato attuale la reperibilità degli alimenti che oggi sono proposti sono quelli che da parecchi anni sono forniti in Sardegna. La speranza, appunto, visto e considerato che in tutti questi anni hanno scoperto anche delle nuove qualità delle alimentazioni più appropriate per gli ammalati e più gradevoli soprattutto, si possa usufruirne, visto e considerato che in Sardegna questa condizione ancora non c'è. Confidiamo anche in un'ulteriore possibilità che viene data all'ammalato in tante altre regioni d'Italia, e cioè quello di essere fornito di un bonus e il paziente o chi per lui si reca in farmacia o parafarmacia scegliendo i prodotti più gradevoli sempre a lui. Ovviamente va detto che ci deve essere il suggerimento da parte del nefrologo e poi seguiti anche da un dietista. Quindi abbinare anche il gusto all'uso di questi alimenti che, insomma, per la gradevolezza. Abbiamo visto una forte partecipazione perché tra le persone che fruiscono di questo nuovo prodotto servizio ci sono appunto non solo chi è affetto da questa patologia, ma anche i parenti e le persone che poi collaborano perché un loro caro, insomma, sia agevolato nel non arrivare alla dialisi. Certo, il paziente in terapia conservativa, così è definito quando gli viene diagnosticata una malattia renale, ha necessità di seguire una dieta proteica, ipoproteica appropriata affinché appunto venga ritardato il maggior tempo possibile l'ingresso in una possibile emodialisi, che ovviamente crea una situazione a livello personale dell'ammalato e del nucleo familiare che deve ovviamente supportare il paziente stesso a vivere diversamente da quello in cui erano abituati. Questo darebbe la possibilità, ripeto, di ritardare l'ingresso in dialisi del soggetto e vivere una qualità di vita sicuramente migliore. Abbiamo un dato sulla Sardegna da questo punto di vista? Ci sono diverse migliaia di pazienti in terapia conservativa che vengono seguiti ambulatorialmente nei centri dialisi, perché ogni centro dialisi ha un suo ambulatorio pre-dialisi e quindi il numero è importante dei pazienti in insufficienza renale. Il fatto che si possa ritardare l'ingresso in dialisi e quindi dedicarsi di più alla prevenzione è un qualcosa che interessa non soltanto
i pazienti, ma interessa anche i professionisti della branca specialistica della nefrologia, che così ritardano il loro ingresso in dialisi. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirsu.it. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il settore dei videogiochi in Italia è in forte crescita e con l'aumento della domanda è aumentata anche la richiesta di sviluppatori. A Cagliari, in occasione dell'inaugurazione della nuova sede di Formatica, sono stati presentati 2 nuovi corsi di istruzione e formazione tecnica superiore per sviluppatori di videogiochi e di realtà virtuale nel metaverso. Le selezioni si sono già concluse nel mese di febbraio e i corsi da 990 ore della durata di un anno consentiranno di far ottenere a giovani diplomati o laureati anche già occupati il diploma tecnico di game developer e di sviluppatori di realtà virtuale. Ci troviamo con l'amministratore delegato di Formatica. Oggi un'occasione per inaugurare un nuovo polo di formazione a Cagliari e nell'occasione verranno presentati anche 2 corsi che partiranno da aprile. Sì, sono 2 soddisfazioni nello stesso giorno. Una è quella di inaugurare questo bellissimo nuovo polo di formazione che abbiamo deciso di aprire nella città di Cagliari, dove operiamo già da tanti anni, dal 2008 che operiamo in Sardegna, e quello di che questa sede sarà poi la sede dove si svolgeranno 2 bellissimi percorsi FTS finanziati dalla Regione Sardegna su 2 figure molto innovative, diciamo, di programmatore di videogiochi e di realtà virtuale per il metaverso, che abbiamo sviluppato in collaborazione sia con l'Università di Cagliari che con il CNR di Pisa, e quindi, diciamo così, partiamo col botto, insomma, con 2 supercorsi, una sede tutta nuova, e quindi, diciamo, cerchiamo di come dire, rilanciare nella nostra presenza sull'isola, che, come dicevo, è già da tanti anni, ma che stiamo cercando sempre di qualificare ancora di più.
2 nuovi corsi che apriranno nuove porte, soprattutto per un mondo che è ancora in fase di conoscenza, soprattutto qui in Sardegna. Sì, assolutamente sì. Io nell'ultima giornata dedicata all'approfondimento sul lavoro della Regione Sardegna, gli amministratori di ANPAL nazionale parlavano della difficoltà di colmare questo mismatch fra la richiesta di figure professionali nuove e l'offerta di formazione professionale. Mi ha colpito che dicesse che oggi una delle figure più richieste, più pagate nel mondo del lavoro è quello della programmazione di gaming, e noi siamo qua a lanciare un percorso sul gaming. Quindi ecco, diciamo che noi abbiamo raccolto la sfida che ci viene dagli enti che si occupano della formazione, che chiedono agenzie formative sempre migliori, più qualificate, con programmi più all'altezza, e di mettersi alle spalle un po' quella formazione, come dire, squalificata di figure che non servono, che serve solo magari a far lavorare chi ci lavora, ma che poi non crea vere opportunità di lavoro. La nostra missione, il nostro obiettivo è fare esattamente il contrario. Verso chi sono rivolti questi corsi? Esiste un limite d'età? Beh, questi sono corsi per persone disoccupate, che hanno posso dire, un limite di età di 35 anni, però sono posso dire, solo una parte della nostra offerta. Noi in realtà abbiamo aperte anche offerte formative finanziate sul fondo sociale, sulle qualifiche, che hanno anche al loro interno figure di web design, piloti di droni, cose innovative. Poi noi facciamo anche una formazione tradizionale, abbiamo qui un'aula per l'estetica dove facciamo tutti i mestieri legati al benessere, che è un altro settore italiano fortissimo che va molto, così. Quindi in qualche modo facciamo l'alfa e l'omega della formazione, quella più tradizionale ma fatta in maniera innovativa, e quella sono le figure più innovative. È solo l'inizio, perché oggi ovviamente parliamo nel giorno dell'inaugurazione, ma ci sono già degli obiettivi futuri che avete in mente? Sì, assolutamente. Qui sulla sede di Cagliari il nostro obiettivo è di consolidare un po' tutta la nostra linea di formazione, che va dalla dispersione scolastica, percorsi triennali IFP rivolti agli adolescenti, la formazione per i disoccupati, la formazione per gli occupati, e sicuramente di consolidare anche tutta la rete di rapporti che abbiamo costruito in questi anni con agenzie, enti, università, scuole, tutta la rete degli operatori, centri per l'impiego, agenzie per il lavoro, eccetera, perché è ovvio che una presenza diretta con una propria sede di questo livello ci aiuta a essere visibili, riconoscibili, e a fare un bel servizio per gli utenti, che poi hanno un luogo dove sanno di trovare una buona formazione. Avete scelto di dedicare questa aula informatica a Gigi Riva. Avete diverse aule informatiche, ad esempio in questa cosa si farà? Questa è un'aula multimediale dove si faranno per esempio proprio i percorsi relativi al gaming e al metaverso, e abbiamo deciso di dedicare tutte le aule di questa sede a figure sarde che per noi sono particolarmente importanti. Il momento di commozione che c'è stato quest'anno per la scomparsa di questa figura ci ha reso inevitabile dedicare l'aula principale, l'aula multimediale, alla sua figura, che per noi è molto importante, credo per tutti i sardi. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate,
la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. L'emozione di sapere che il Comune di Cagliari vuole intitolarle una statua, ancora da qui fra noi, e che la vedrà lei con i suoi occhi. Il Comune di Cagliari a volte dice le bugie. Beh, ci crederò quando cominceranno a fare la pace. Eccolo! No, Signor Sindaco, guarda la mano! Gigi! Mario Brugnera! Mario! Siamo davanti al murales che vede il grande campione protagonista allo stadio Ansicola. Con la maglia dello scudetto. Con la maglia dello scudetto. Questo murales è nato da un progetto alternativo di Pietro Porcella che porta avanti un discorso per una statua di Gigi Riva nel quartiere di Sant'Elia. Per il momento non sono arrivate le autorizzazioni necessarie. No, non è questione di autorizzazioni. Il progetto era nato il giorno in cui avevano fatto la piazza Manlio Scopigno. Io la settimana prima, il mese prima, sull'Unione Online avevo scritto l'articolo "Ma voi non ci va una bella statua di Manlio Scopigno e di Gigi Riva che sta in borra di sinistro". E l'allora sindaco Zedda con Gigi Riva qua, quando era nata l'idea, ha detto no, qua non si può fare, non si potrebbe fare per motivi legati alla circolazione, ai vigili urbani, alla sovrintendenza eccetera, mentre sarebbe meglio magari farla sul Parco degli Anelli. Era rimasta là ferma la questione e ho pensato di formare un comitato con Giovanni Dore e Ferdinando Secchi, che erano i promotori di questa piazza, e poi con Adriano Reginato come rappresentante di quel Cagliari glorioso dello scudetto, ed eravamo noi. E Oliviero Salvago, l'amico intimo di Gigi, come segretario tesoriere. Abbiamo contattato Gigi, abbiamo parlato con lui e finalmente dopo 4-5 mesi è arrivata la fumata bianca. Abemus Gigi. Lui ha detto io ci sto però a queste condizioni. Primo, che non ci siano politici che ci vogliano mettere il cappello, o federazioni o società sportive che vogliano metterci il cappello. Se è veramente una sottoscrizione popolare ci posso stare. Seconda condizione, che non debba appunto costare alle amministrazioni, ma che ci siano i miei compagni vicino. Perché solo a me? Io voglio anche tutti i miei compagni vicino. Quindi era nata anche la clausola di averli nella dicitura o nel piedistallo. E poi la terza non mi ricordo quale fosse, adesso poi ci arriveremo. Però importante, ci voleva un'autorizzazione del Ministero dell'Interno. È saltata fuori dopo questa storia che non bastava la sovrintendenza, ma che c'era una legge, la legge 1188 del 1927, una legge fascista, che diceva non è consentito erigere
monumenti o statue in luogo pubblico a personaggi viventi che non siano del clero o del regime. Però la stessa legge diceva, la scovonchiata Giovanni Dore, che il ministro dell'Interno aveva facoltà di dare una deroga qualora il personaggio in questione fosse stato di alto onore per la patria. Allora abbiamo scritto questa lettera a quattro mani all'allora ministro dell'Interno Salvini, spiegano i motivi per cui Gigi Riva è stato di alto onore per la patria, come sportivo ma come uomo. Come sportivo, capocannoniere di tutti i tempi, 35 gol in 42 partite, anche il personaggio che ha avuto più presenze in ambito federale tra calciatore e dirigente, ma soprattutto come uomo, sempre fedele alla regione, alla città che l'hanno accolto. Cittadino onorario da cittadino onorario, non legato ai soldi, eccetera, eccetera. La curiosità è questa: come fa Pietro Porcella, residente in Florida da tantissimi anni, a seguire... Ero residente a New York quando c'era questo. Sono stati, questo ti parlo del 2016 e nel 2017 abbiamo avuto da Gigi la... Come riesce a seguire questo progetto? Allora, noi come comitato, ormai abbiamo fatto la consegna dopo che prima Salvini, poi la Lamorgese non ti donano sta deroga, però, non dico a smerdo, però il Presidente della Repubblica, Mattarella, quando noi abbiamo deciso di fare il murale anziché la statua, ha scritto una lettera con tutti i motivi per i quali Gigi Riva è stato di alto onore per la patria. Quindi noi abbiamo detto al terzo ministro dell'Interno non gli scriviamo neanche la lettera, facciamo il murale, abbiamo fatto l'accordo con il concessionario, quindi noi come comitato abbiamo esaurito la nostra funzione. Adesso il mio assist o all'amministrazione pubblica o alla Cagliari Calcio vai da Bosatro sulla statua, la Sant'Elia al Lazzaretto, dove abbiamo già il progetto, la comunità che è d'accordo. Andiamo nel particolare. Quanto dovrebbe essere alta la statua a Sant'Elia nel Parco degli Anelli? Il progetto non nel Parco degli Anelli era il pensiero iniziale, invece poi noi abbiamo deciso dopo diverse riunioni che si faceva proprio al Lazzaretto, quasi fronte mare, con lui che calcia verso il mare, verso la Saras. È una statua di 6 metri, cioè il doppio e mezzo della sua altezza, più questo piedistallo. Io direi il triplo. Il triplo, lui è un 80, no? Però con questa concessione che ci aveva fatto la Fondazione Sciola, perché Pinuccio Sciola, prima De Morri, quando era nata questa idea, ha detto da Vazzudeus a statua, col piscione suonante che si sente il rombo di tuono quando uno la carezza. E invece dopo era morto, noi siamo andati avanti, eccetera, e con la Fondazione Sciola, con la figlia Maria, ci hanno dato questi piedistalli, questi lastroni di granito, bellissimi, poi ti faccio vedere anche il disegno, per cui quello stesso sarebbe un monumento sul quale poi va la statua di altri 5 metri, che si vede dal cielo quando uno sta atterrando, da luna rossa che passa, dalla gente che ci gira intorno. Questo era il progetto e mi farebbe piacere che adesso che noi abbiamo esaurito il nostro ruolo, qualcun altro lo prenda in mano, che sia sindaco o che sia una società o che sia un privato. Bene, abbiamo fatto l'appello. Come mai in Sardegna in questi giorni? Papà 100 anni, il mitico professor Benedetto Porcella, 40 anni al Siotto, lui veniva in bicicletta da qua, lui andava in bicicletta da qua, da via Cagna, si era tutto Viale Diaz, tutta via Rana e arrivava a Siotto e lui fa 100 anni, oggi è uno dei nostri rappresentanti della zona blu. E il nipotino Francisco, è vero che deve fare il campionato del mondo? E adesso a Maui, perché fino al 15 marzo possono chiamare o a Maui, a Jos o a Nazaré in Portogallo la gara, il World Surf League, il Big Surf Tour, cioè le onde giganti. L'onda da almeno 12 metri. Minimo 12 metri, infatti è una gara a chiamata, cioè loro devono essere pronti, sono in 24 i finalisti, è come un Grand Slam, no? Di tutto il mondo? Di tutto il mondo, lui è l'unico europeo e gli altri sono di diverse altre parti degli Stati Uniti, dell'Australia, eccetera,
e lui è uno dei 24, se uno va su World Surf League, Francisco Benedetto, c'è il nome del nonno di mio padre. Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fratelli Cellino, la qualità è emozione. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.